lo ricordo come fosse oggi. Cioè noi ieri eravamo felici. Partivamo per le vacanze, 3 posti occupati, 3 bagagli, una macchina, sempre la stessa. Un autoradio di tutto rispetto, mangiacassette di ultima generazione. Tutti gli scompartimenti delle portiere erano colmi di nastri da ascoltare e riascoltare, che poi si rovinavano e diventavano inascoltabili. Un po' dormivo e un po' giocavo con i miei genitori. Macchina, nave, vela, lato, torino, noce, cemento, allora erano quelle le mie parole in circolo. Il ricordo di quei giorni è un tesoro importantissimo, non tanto per il fatto di avere davanti ancora tutta la vita, all'epoca non ne avevo idea, ma per la capacità che avevo e che ho perso di godermi ogni singolo istante. Poi il tempo è passato, abbiamo smesso di giocare alle parole e ho iniziato a giocare da solo. Perdevo minuti che poi diventavano ore a lanciare palline in aria che ne facevano scoppiare altre. I ricordi non erano più in parole, erano in musica. Faceva più o meno così.